albero decisamente inusuale, quello che si è formato a Cigiano sabato 20 dicembre, che unisce Natale e tradizione agricola della Val di Chiana. Si chiama AgriAlbero, un'iniziativa organizzata in altre località d'Italia la prima volta nella frazione del comune di Civitella in Val di Chiana. Consiste nell'andare a disporre i trattori su un terreno realizzando la forma di un albero di Natale in modo tale che dall'alto si possano vedere accendere le luci. In tutto 155 i trattori presenti. L'idea è nata da un gruppo di 5 amici di Monte San Savino e così, sotto gli occhi dei tanti spettatori, l'albero, una fila alla volta, si è composto fino all'accensione della stella cometa.